Dazi su tutto che arriva dall'Europa, come ritorsione agli aiuti all'Airbus a discapito della Boeing. Ad annunciarlo il Presidente degli Stati Uniti, con tasse per 11 miliardi di euro. Un tema di macroeconomia che ha riflessi tutt'altro che irrilevanti sull'Italia, il Veneto e la Marca Trevigiana. Sicuramente i nostri produttori si preoccupano se gli Stati Uniti dovessero applicare i dazi, perché il mercato americano vale il 22% delle esportazioni, pari a 348 milioni di bottiglie per un valore di euro di 1 miliardo e 800 milioni. E questo solo per parlare del comparto Prosecco, motivo per il quale l'annuncio di Trump ha infiammato il Vinitaly di quest'anno. Sicuramente è una notizia che non ci fa assolutamente piacere, visto che viene poi da una situazione in Inghilterra con la Brexit, che anche quella non è assolutamente positiva. Diciamo anche che non vogliamo preoccuparci più del necessario, ci auguriamo che tutte quelle che sono le forze in campo, perciò anche le diplomazie e i politici riescano comunque a trovare una soluzione. Perché, sottolinea il presidente di Coldiretti Treviso, in fondo negli Stati Uniti i dazi ci sono già e si chiamano contraffazioni del nostro agroalimentare. Sì, perché purtroppo è legalizzato, anche perché se andiamo a vedere, a scovare certe aziende americane o canadesi che si possono permettere di produrre il parmesan, che a tutti gli effetti sembra un prodotto un parmigiano reggiano italiano, o i prosciutti che li spacciano per San Daniele o di Parma, quando non ha niente a che vedere con i nostri. Quello è già un danno che stanno facendo alla nostra economia e ai nostri produttori. Insomma, il fronte è ben più ampio di singoli dazi al Prosecco, per questo è importante un intervento a tutto campo da parte delle istituzioni. Cosa si può fare? Ma indubbiamente come sistema camerale cercheremo ovviamente di far tutte le pressioni e le lobby con il governo centrale perché intervenga su Bruxelles per difendere il Made in Italy, per difendere le produzioni dell'Europa. L'Italia certamente da sola non potrà farlo, ma solo la massa critica della comunità europea.